Siamo qua in questa splendida città, perché noi facciamo tutte splendide città, e che sarebbe? Vittorio Veneto. In compagnia di Alessandra, ma non doveva venire anche un altro ragazzo? Ah, ecco, scusa, non l'avevo visto. Mattia, scusa, mettiti qua sopra. Si chiama Mattia lui, come potete vedere. Oggi parliamo di un argomento molto molto delicato, che è la sicurezza nelle strade. sicurezza nelle strade, che è un problema molto problematico, come dice Mattia. Allora, diciamo che possiamo fare un lancio che loro per la prima volta vedono. Tu leggerai le prime 3 righe. Vediamo. La sicurezza prima di tutto. Quanti automobilisti, motociclisti prestano attenzione alla velocità e rispettano i pedoni? Molti anche i video che si possono trovare in internet di chi, poco rispettoso delle regole, commette infrazioni. Diamo la linea ai nostri inviati, vediamo cosa hanno scoperto. Salve, siamo qua con... il sindaco di Vittorio Veneto, Gian Antonio D'Are. Oggi siamo qua per parlare della sicurezza stradale. Abbiamo un tratto di strada, il Passo Fadalto, che è molto pericoloso, molto invitante per i motociclisti per le gare, che le sfide che si fanno tra di loro, e purtroppo poi queste sfide provocano purtroppo anche degli incidenti molto molto pericolosi e molto molto gravi. State provvedendo alla messa in sicurezza della strada? Sì, come amministrazione comunale vorremmo mettere in sicurezza con dei cartelli shock la strada, ma purtroppo la strada è una statale, la statale 51, di cui competenza è dell'ANAS e non del comune di Vittorio Veneto. Questa messa in sicurezza ha un costo? Sì, ha un costo purtroppo elevato, con gli autovelox e le prescrizioni dell'ANAS viene a costare sui 90.000 euro, e questo è un costo troppo oneroso per la nostra amministrazione. Un messaggio per i giovani? Ma i giovani che magari iniziano a salire sul ciclomotore, di essere prudenti, di capire che con il ciclomotore ci si può fare molto molto male, e quindi ragionare che bisogna rispettare il codice della strada, non avere eccessi di velocità, e soprattutto pensare che chi ti sta di fronte magari non ti ha ancora visto, non ti può vedere, e quindi l'incidente può essere dietro l'angolo ad ogni momento, quindi la prudenza innanzitutto. Cosa ne pensa della sicurezza stradale? Penso che sia fondamentale, perché gli incidenti automobilistici e motociclistici sono sempre più in aumento, e quindi penso soprattutto che sia importante fare prevenzione. Ma lei ha sentito di queste corse abusive? Sì, purtroppo sì, e sono accaduti anche parecchi morti con le purtroppo disastrose conseguenze anche per le famiglie. E lei ha paura quando percorre queste strade? Beh, bisogna sempre stare molto, molto attenti, soprattutto quando si affrontano le curve di quel percorso stradale, sì, certo, bisogna stare attenti. Ecco Alessandra, allora abbiamo fatto un servizio speciale, un lancio speciale. Cosa possiamo dire, ragazzi? Che ci si può divertire, ma facendo cose legali, oppure facendo cose che non mettono in rischio alle altre persone, giusto? Quindi divertiamoci, ma non sulla strada, giusto? Benissimo. Allora, Mattia, torna alla tua altitudine normale. Ok, ottimo, perché sennò soffri di vertigini. Bene, il MyGT è finito, ci vediamo martedì prossimo. Ciao, dai la linea. Linea! Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Oggi siamo qua. Scherzo, sto scherzando, non lo è. Ah, ok. 1, 2, 3. GT ragazzi, yo!